Buongiorno, vi ringrazio per avermi invitato a questo importante convegno e posso quindi avere l'occasione di parlare a nome degli altri circoli della Sardegna che compongono il progetto Sardinia Around Golf e vorrei tenere stretto vicino a me Josep, che vorrei che non si allontanasse da questo progetto e che anzi entrasse sempre più nel vivo e partecipasse con noi alla creazione di un nuovo prodotto. La Sardegna, secondo me, oggi non è ancora una destinazione golfistica, è una destinazione di vacanza dove possiamo anche giocare a golf. Ci sono 5 campi da golf a vocazione turistica. Il primo, secondo me, è più importante anche per la sua origine nella Costa Smeralda, è quello del Pevero. Il Pevero è un campo da golf che rappresenta la Sardegna nel mondo, secondo me, perché la destinazione Costa Smeralda è in qualche modo, forse a livello internazionale, Josep tu mi dirai se è vero o no, il prodotto che più viene conosciuto a livello turistico internazionale. Adesso noi ci troviamo di fronte a un bivio, ci sono 5 realtà di golf in Italia, in Sardegna, sono lontane l'una dall'altra perché 2 di queste vivono al nord, Isarenas si pone nel centro dell'isola e le altre 2 sono dislocate a sud. Abbiamo detto prima nei numerosi interventi di questa mattina che una caratteristica essenziale per creare una destinazione golf è la vicinanza dei campi da golf. Questo è un problema per l'isola della Sardegna. Per andare dal Pevero a Isarenas, quindi dal nord al centro, ci vogliono circa 2 ore e mezza di macchina, sono tantissime. Per andare da Esmolas a Isarenas ci vogliono almeno 1 ora e mezza, 1 ora e 40 di macchina. Questi sono tempi realistici. Potremmo guardare Google Maps e in assenza di traffico trovare tragitti più brevi, ma in realtà questi sono i tempi di percorrenza. Allora, oggi la Sardegna deve prendere una decisione. La decisione è quella: sviluppiamo o non sviluppiamo il brand del golf come elemento turistico di alta qualità e di destagionalizzazione del prodotto turistico. È una scelta. Recentemente io ho incontrato l'assessore al turismo Barbara Argiolas, che mi sembra essere favorevole, anche perché questa iniziativa di oggi, in cui abbiamo parlato per una mattinata intera di golf, dimostra il suo interesse e la ringrazio a titolo personale a nome di tutti gli altri circoli. Abbiamo bisogno di questo appoggio. Abbiamo bisogno dell'appoggio di un professionista come Giuseppe Giarche per aiutarci a creare un prodotto che secondo me ad oggi non esiste ancora. Allora, dobbiamo scegliere. Prima c'è stato un intervento di una signora che ha in qualche modo sollevato una tematica cara agli ambientalisti, quella della sostenibilità o meno di un campo da golf. I campi da golf, secondo me, oggi sono sostenibili. E i campi da golf, non dobbiamo dimenticare, creano anche tanti posti di lavoro e creano anche molto indotto. E io credo che questo convegno si inserisca in un ambito molto più ampio, che è quello di dare un nuovo input all'industria del turismo della Sardegna, che è un turismo stagionale a oggi legato alla balneazione, quindi ai periodi estivi. Tutti gli interventi che hanno avuto luogo questa mattina ci hanno ampiamente spiegato che invece il prodotto golf si inserisce in una stagionalità completamente diversa o comunque complementare a quella del balneare. Diciamo che si può identificare in tutto il periodo della primavera, che va da aprile fino all'estate, e poi può arrivare abbondantemente a coprire tutto il mese di ottobre e novembre. Questo per me è molto importante. A questo punto c'è un'altra notizia che secondo me si colloca molto positivamente in questo 2018, che è la visita che ci ha fatto
il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti a luglio nel circolo di Smolas. In occasione della preparazione di questa importantissima manifestazione citata anche poco fa da Silvia Audisio, che è la Ryder Cup del 2022 in Italia, Chimenti è venuto in Sardegna per dirci: io vorrei fare della Sardegna la terrazza dell'Italia sulla Ryder Cup. È un'occasione che forse non dobbiamo perdere, però per approfittare di questa occasione dobbiamo costruire un prodotto che non c'è. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a costruire questo prodotto. Nel 2016 l'assessore all'epoca del turismo della Sardegna, il professor Morandi, ha appoggiato la candidatura della Sardegna all'ingresso del progetto, che è un progetto di rilevanza nazionale, della promozione del golf a livello internazionale, Italy Golf and More. Per entrare a far parte di questo ambiziosissimo progetto, i 5 campi a vocazione turistica della Sardegna si sono riuniti in un'associazione. Direi che è stato un primo passo per iniziare a collaborare e a metterci tutti insieme a studiare e a concepire un prodotto che non c'è. Adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di professionisti del marketing, della comunicazione, della commercializzazione per studiare questo prodotto. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutto quello che è l'industria del turismo in Sardegna, perché i campi da golf sono delle strutture particolari. I campi da golf si mantengono per 365 giorni all'anno, non chiudono, non sono come gli alberghi che possono essere gestiti secondo una stagionalità. Hanno dei costi diversi. L'albergo si può chiudere, si può riaprire, il personale che lavora in un albergo viene trasferito in località amene di montagna durante l'inverno, invece nei campi da golf si lavora tutto l'anno e per lavorare tutto l'anno è necessario che si lavori tutto l'anno anche con il turista golfista. Dobbiamo farlo arrivare e per farlo arrivare creiamo un prodotto che oggi non c'è. Bisogna a livello politico prendere una decisione importante. Vogliamo crearlo o non vogliamo crearlo questo prodotto? Noi abbiamo fatto il primo passo, ci siamo uniti tutti insieme e cerchiamo di lavorare su questo tema, ma abbiamo bisogno del vostro appoggio. Dici che ci aiuterai. Non lasciarci soli. Bah, una mano ve la do. Vabbè. Vi ringrazio per l'attenzione. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.